Allora, appena terminato una serata bellissima dedicata A Drink Pink, Team Pink, il vino rosa, anzi il rosa. Esatto, dobbiamo dimenticarci una vecchia edizione che è riservata ad alcuni vini che si chiamano rosati, come ci ha spiegato Angelo Peretti, è stato il nostro ospite. sì, e soprattutto è stato il nostro relatore. Grande fortuna ad averlo qui e ad averlo qui per tutta la serata. Abbiamo imparato tantissime cose perché lui è un genio, lui veramente ha creato una cosa meravigliosa come questo Rosé Revolution. Esatto, anche perché stasera tra gli ospiti, faccio vedere un attimo le bottiglie che abbiamo terminato. Le vedete le bottiglie? Eccole qua. Benissimo. C'è un produttore che noi conosciamo bene, anzi che mi hai fatto conoscere tu perché è tutto merito tuo, che si chiama? Allora, Poggio delle Grazie, l'azienda, e sono i fratelli Massimo Brutti e Stefano Brutti. Ecco, Che ci hanno portato un'anteprima che ancora non è in disciplinare ma arriverà fra poco. ma ti dirò di più, loro lo producono dal 2014, è stato uno dei loro primi vini in cui hanno creduto perché loro sperimentano e soprattutto sono molto attenti nella cura della vigna e delle uve. Che tu mi hai fatto assaggiare quella volta che siamo andati, perché noi siamo andati proprio in azienda, una giornatina un po' così, era un po' nuvola, freschetto, doveva essere questo periodo forse. Forse sì, in primavera, Esatto. qualche grado in più avevamo. Qualche grado in più e hanno dei prodotti che ho assaggiato con grande piacere e stasera ne abbiamo assaggiati due, no? Questo metodo, come dire, Ancestrale, si può chiamare così, e invece poi un chiaretto Bardolino e 2016. Una loro forza è appunto questa cosa, che hanno questa longevità, questa sapidità, i loro vini durano nel tempo. perché anche qui ovviamente i vini rosa spesso vengono confusi come dei vini di poco spessore, invece Angelo ci ha detto che sono dei vini longevi. Molto longevi, sono molto longevi e soprattutto devono essere visti proprio come vini, e questo sarebbe il top, sarebbe dare un giusto riconoscimento ad un vino di alto livello, perché noi qui beviamo rosa di alto livello. Ho una comunicazione da farvi. I vini rosati non sono arrivati. Al posto loro sono arrivati dei vini bianchi e dei vini rossi. Abbiamo mischiato un po' di vino bianco, un po' di vino rosso e voilà, il rosato è già pronto.